diciamo che abbiamo unito la battaglia per la richiesta di un'opera strategica dal punto di vista dell'utilizzo trasportistico, che è quello che ci preme maggiormente per limitare o limare il rischio idraulico che è montato negli anni a causa di una gestione errata del territorio, ci preme sottolinearlo. Abbiamo aumentato il consumo di suolo in maniera incredibile, questo ha portato a un territorio che non è più in grado di recepire quelle che sono le ondate di piena. Si ripercuote questo in inondazioni, in crisi per la popolazione e danni per l'agricoltura. L'idrovia è una delle opere da realizzare, ma deve essere un'opera che sta al passo coi tempi, che ci consegna un futuro che parla di mobilità fluvio-marittima e quindi di cambiamento di paradigma del modello di mobilità delle merci. Per questo è necessario affrontare il tema dal punto di vista politico regionale, non solo con le parole, con le dichiarazioni, ma oggi effettivamente dopo 70 anni con i fatti e con le azioni e le risorse a disposizione per realizzarla. Ecco, con la realizzazione dell'idrovia si era parlato anche di una camionabile che prima sembrava dovesse essere abbandonata, poi invece adesso si scopre che è ancora in corsa, diciamo. Beh, diciamo che le opere infrastrutturali che prevedono gomma e sviluppo di nuovo asfalto e nuova impermeabilizzazione di suolo e consumo di suolo purtroppo sono continuamente all'ordine del giorno. È per questo che la risposta deve essere politica da parte della Regione, bisogna cambiare prospettiva, bisogna impedire lo sviluppo di opere viarie che hanno consumato, e forse è bene ricordare questa Regione è la seconda in Italia dopo la Lombardia con oltre l'11% di suolo consumato e perso irrimediabilmente, non abbiamo più quel suolo. Significa avere problemi di tenuta, significa avere ripercussioni gravi, come dicevo, per quanto riguarda le alluvioni che i territori e i comitati che sono con noi hanno subito. Insomma, parliamo di danni reali, danni economici e danni anche sociali, perché poi le popolazioni si allarmano ed è un grave rischio che corriamo ogni anno con le inondazioni, ormai praticamente ogni anno, no? Ricordiamoci, la memoria è breve, ma ricordiamoci che sono allarmi annuali e poi danni come quelli del 2010 sono sempre nei nostri pensieri con le prossime ondate di piena. È bene risolvere il problema perché è necessario affrontare quello che è un rischio individuale, personale e sociale e quello che è un cambiamento, ripeto, della mobilità. Perché? Perché abbiamo un problema di impermeabilizzazione, un problema di inquinamento notevole della pianura padana, siamo l'area più inquinata d'Europa e probabilmente non solo d'Europa, quindi questo tema va affrontato in maniera complessiva, non ci si può limitare a scavare buche o canali di scolo per far defluire l'acqua quando arriva, bisogna sapere come utilizzarla quest'acqua, come valorizzarla l'acqua che è un bene fondamentale.